Oggi siamo in Sardegna, nella provincia di Oristano, più precisamente nel comune di Santa Giusta. Salve a tutte e a tutti, sono Luigi Taras, coordinatore provinciale della Scuola del Popolo Antonio Gramsci, CGIL di Oristano. Oggi vi parlerò del progetto concernente l'arredo e la sistemazione dell'area adiacente allo stagno del comune di Santa Giusta, a partire dal tratto delle rovine del Ponte Romano fino al canale di Pauli e Figu, con inserimento di elementi litici e scultorei di cui mie sono l'ideazione e la realizzazione grafica e scultorea, e vi commenterò le due opere dal titolo la prima Il pescatore e la seconda Cesta con pesci, risalenti al 1993. Il progetto è stato istruito dallo Studio Associato di Ingegneria per l'Ambiente e rientra in un intervento più ampio di recupero ambientale dell'area Isca dei Monti per l'integrazione culturale e il collegamento funzionale tra il parco urbano, la riserva naturale di Pauli Maiore nel comune di Santa Giusta. In questo comune, tra le molte altre presenze storico-archeologiche, si erge in cima a un piccolo colle uno dei più belli esempi di architettura romanica nell'isola, la Basilica romanica risalente alla prima metà del XII secolo. Lo stagno di Santa Giusta, fino a qualche decennio fa, era tra gli stagni più pescosi della Sardegna e il più pescoso per quanto riguarda le anguille. Esso è sempre stato una fonte di lavoro e di guadagno. La pesca lagunaria ha influenzato decisamente la cultura degli abitanti ed è per questo che ho voluto sintetizzare il legame tra questa risorsa e l'uomo in due opere. In tali opere, oltre che nei soggetti che richiamano i temi specifici, la natura dei luoghi viene richiamata decisamente dai materiali utilizzati e dal territorio, dal basalto vicino Monte Arci e dall'arenaria il litorale. L'ambiente nel corso del tempo ha subito numerose trasformazioni legate alle vicende storiche del territorio, ma alcuni elementi della cultura locale si sono tramandati e sopravvivono. Ed è a partire da questa continuità storica che si è scelto di recuperare l'ambiente circostante, partendo da alcuni degli elementi che fanno parte della cultura locale, quali la pesca e l'artigianato. È particolarmente significativa e quindi la scelta dei materiali con cui sono state realizzate le sculture. La statua del pescatore rappresenta l'attività umana più antica del luogo e quindi la sua figura ne richiama le antiche origini. Gli strumenti di cui si serviva, e in qualche caso si serve ancora, suvassoni, la barca realizzata con erba lacustre di nome scirpo, e la pertica in canna. Sono costituiti da elementi palustri locali e sono realizzati in arenaria calcarea. Il significato storico della figura del pescatore, che continua a resistere, è raffigurato con la sovrastruttura a guscio che lo avvolge ed è in pietra di basalto. L'altro monumento, la Cesta con pesci, anche questo gruppo scultoreo è composito ed è realizzato con stele di arenaria porosa. L'utilizzo di questi due elementi sta a simboleggiare come il materiale litico sia stato una delle risorse ambientali che sono servite a realizzare l'habitat della cittadina. Realizzata con pietra basaltica, la cesta, che invece contiene i pesci e richiama a quella risorsa importante che è stata ed è tuttora la pesca, rappresentando ancora un'importante attività economica locale. Le due statue del pescatore e della cesta con pesci sono alloggiate alle parti estreme del Ponte Romano, risalenti al III secolo d.C. Infatti la città di Santa Giusta nasce dalle ceneri della più antica Otoca, la cui fondazione sarebbe risalente alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. Infatti, secondo gli storici, durante l'età romana, Otoca dovette svilupparsi in rapporto al suo carattere di nodo di traffici. Nel suo territorio si unificavano le due grandi arterie stradali, Atibulas Sulcis e Atturre Caralis. In questo punto di uno, originariamente a 5 arcate, restano un arco centrale e 2 arcatelle minori.
Sperando di avervi interessati, vi aspetto alla prossima pillola. Ciao!